Il trasporto del neonato a rischio nella regione del Veneto, un servizio di eccellenza. Sigla. L'ospite di oggi è Daniele Trevisanutto. Il dottor Trevisanutto è un grande neonatologo ed è conosciutissimo perché la sua vita l'ha dedicata al neonato a rischio e alla collocazione del neonato a rischio, assicurare a questi neonati che nella regione Veneto sono a rischio, assicurare per loro il trasporto al centro di rianimazione, di eccellenza, di cure migliore, più vicino o perlomeno disponibile. E questo servizio è nato ed è stato istituito dalla Regione Veneto per dare proprio una risposta affinché la cosiddetta malasanità che vediamo nei giornali non prenda piede nella nostra regione. Grazie di essere qui, Daniele. Grazie a te dell'invito, sono veramente contento di essere in questa trasmissione. Grazie. E onorato. Ecco, io vorrei che tu spiegassi quando è nato e perché è nato questo servizio. Questo è un servizio di eccellenza. Sì, il servizio di trasporto neonatale nasce nel Veneto alcuni anni fa con una delibera, possiamo vederla in sovraimpressione. No. È una delibera che stabilisce che possiamo far vedere. È la tua prima diapositiva, eccola qui. Eccola qua. Questa delibera del 19 ottobre del 99 stabilisce che il servizio di trasporto del neonato critico nel Veneto venga diviso in due parti, in cui c'è una parte del Veneto occidentale, costituita a cui fa riferimento, in cui Verona sì, è, diciamo, il punto di riferimento. La prossima diapositiva, per cortesia. Ecco, Verona copre due province, copre Verona e la provincia di Verona e di Vicenza, e poi c'è tutto il Veneto orientale di cui noi siamo responsabili, copriamo 5 province, 25 ospedali e in questa area nascono circa 28.000 nati. Punti nascita sono 25, sono un po' tantini a dire la verità. Sono tanti, ci sono punti nascita di primo e di secondo livello e qualora un neonatino, una definizione di neonato è un neonato fino a un mese di età, dovesse nascere in questi posti e dovesse avere un problema, noi siamo pronti a intervenire con la nostra ambulanza, con la nostra infermiera. Ecco, le prossime diapositive, grazie. L'organizzazione del servizio di trasporto è costituita da questi 3 elementi, che sono il servizio di trasporto nostro, sì, la prossima, eccola qui. Qua, questo è il servizio di trasporto del neonato critico del Dipartimento di Pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova, poi c'è la Croce Verde che ci dà il mezzo, ci dà gli autisti, ci dà i volontari per la parte pratica. Ed è un mezzo attrezzato ad hoc? È un mezzo attrezzato ad hoc, abbiamo una culla dedicata, sì, e poi c'è il SUEM 118, la centrale operativa provinciale di Padova, che è in coordinamento con tutte le altre centrali operative, che coordina e segue tutto il processo dalla chiamata fino alla chiusura del processo. Qual è la dimensione del problema? Nelle migliori realtà europee o americane noi possiamo fare di tutto per far nascere quel neonato nel centro di terzo livello, nel posto migliore, ma nonostante tutto 1% di questi neonati mediamente nasce, fra virgolette, nel posto sbagliato. Sì. Nasce in un posto dove non ci sono tutte le cure per poterlo assistere ed è per questo che ha bisogno di essere trasferito. Se vediamo un po' i nati nel Veneto, più o meno, vedete, nascono 47.000 neonati, se teniamo conto di questo dato europeo, sì, circa 470 neonati nel Veneto hanno bisogno di essere trasferiti. Quindi poi per di più 5 settimi, vale a dire per 5 province, deve provvedere Trevisanutto con il servizio di trasporto. Provvediamo con questo team che ovviamente sì, è coordinato da Trevisanutto, il direttore professor Baraldi e insomma, un team formato da 7 persone completamente disponibili assieme un po' a tutte le infermiere, il team di infermiere. Io adesso interrompo un attimo perché qui adesso ci sono anche delle statistiche per far vedere per esempio le 2 neonatine che hai trasferito la notte scorsa. Allora la regia ci fa vedere le 2 neonate appena trasferite durante un servizio che è prevalentemente notturno perché l'emergenza e le strade più libere sono di notte, ahimè. Ed eccole qui le 2 neonate.
neonatine. Ecco qua, queste sono 2 neonate che per fortuna questa fase avevano superato la fase acuta, quindi questo a dire la verità si chiama back transfer, è un trasporto di ritorno. Queste sono una coppia di neonati che venivano da un ospedale fuori regione e le abbiamo ritrasferite dopo che hanno fatto la fase acuta, non sono state un mese ricoverate da noi, bambine tornate a casa. Quindi sono tornate nell'ospedale di provenienza dove finivano la loro crescita, finivano di imparare da mangiare, stavano più vicine alle loro mamme. Ovviamente un ospedale di fuori regione. Ospedale di fuori regione. Che è la tua regione, perché tu sei friulano. Sì, io sono friulano, sono originario di Maniago in provincia di Pordenone. Mi piace dire quando parlo di neonati, chissà se questa è stata la scintilla che mi ha fatto diventare neonatologo, io sono un trigemino e quindi insomma siamo 3 gemelli. 3 gemelli. E gli altri dove sono? Dove sono gli altri? Gli altri sono in Friuli, lavorano in Friuli e vivono insomma nessuno fa il medico. In quell'area. Ho un fratello più vecchio che fa il medico. Ma speriamo di non perderti a Padova, che tu rimanga di più a Padova ancora, no? È vero che la carriera ti porterà lontano prima o poi. Può essere, chi lo sa. Tu quanti figli hai? Io ho 4 figli, su un range che va da 18 anni il più grande fino a 8 anni che è il po' più piccolino. Tu, quindi di neonati sei esperto anche per problemi familiari? Sì, abbastanza, insomma, diciamo che sei coccolati e allevati qualcuno, quando non ero al lavoro li ho visti. Quindi lavoro anche a casa. Allora ti lascio finire questa dimensione del problema, torniamo alla diapositiva di prima, regia, grazie. Ecco qua, questa diapositiva noi la mandiamo, questo è per farvi vedere come nella nostra regione noi abbiamo un ottimo indice di trasferimento, che vuol dire che i ginecologi rispetto all'atteso trasferiscono molto bene le mamme, quindi abbiamo un'ottima cura antenatale. Il successo di neonato, quindi dopo la nascita, dipende da quanto bene è stato seguito prima. E questo grazie a Dio in Europa, ma in particolare nella nostra regione, dai ginecologi viene fatto molto bene, perché le gravidanze a rischio, i bambini di nascita pretermine, i bambini con malformazioni che abbiamo visto antenatamente, vengono trasferiti da noi e questa percentuale è assolutamente in linea con i migliori regioni dell'Europa, che è intorno a 0,6. E questo, come sempre, diciamo, il nostro servizio eccelle per qualità. D'accordo, ovviamente. I numeri dicono questo, non dovremmo mai autolodarsi, ma i numeri dicono questo. La prossima? Eccola qui. Ecco qua, questo è un numero giusto per darvi una dimensione della cosa. Noi più o meno facciamo 20 trasporti al mese, di cui 14,6, 15 urgenti. Vuol dire che un giorno sì, un giorno no, almeno ne siamo chiamati da questi 25 ospedali che serviamo per portare questi neonati. Le caratteristiche di questi neonati, la prossima diapositiva, ecco qua, l'età, quando vi ho detto che il neonato può avere fra 0 e 30 giorni, ma vedete che circa il 70% delle chiamate avviene per i bambini meno di un giorno, quindi il problema prevalente arriva nelle prime 24 ore. E se vediamo la prossima diapositiva, addirittura vedete 1 su 3 delle chiamate riguarda bambini che hanno meno di un'ora, quindi noi tante volte interveniamo nelle sale parto di questi ospedali dove c'è la fase di stabilizzazione ed è la fase un po' più critica. Spesso. E quindi collaboriamo con gli anestesisti, con i pediatri, con gli ostetrici di questo ospedale per stabilizzare insieme il neonato. Avanti. Ecco qua, quale potrebbe essere? Questo è un caso simpatico che fa capire un po' quanto difficile sia il nostro lavoro, a parte tecnicamente nella gestione, ma c'è anche una difficoltà organizzativa qualche volta. Questo è un caso, per esempio, FIVET vuol dire che c'è stata una gravidanza medicalmente assistita, questa è una gravidanza trigemellare. Sono bambini che vengono ricoverati da noi a 22 settimane, i ginecologi opportunamente portano avanti la gravidanza fino a 29 settimane, ma a 29 settimane non c'è nulla da fare, bisogna tirarli fuori. E cosa succede? Un bambino, uno di questi, se andiamo avanti, ecco qua, questo è il papà disperato, giusto per farvi vedere anche la reazione qualche volta dei genitori. Perché è disperato questo papà? Perché questo bambino, il primo nasce, resta a Padova, il secondo, la prossima, dobbiamo trasferirlo a Treviso, il terzo lo dobbiamo portare a Camposampiero perché non avevamo posto, non c'è posto. Dovete capire che qualche volta le terapie intensive sono piene. Per fortuna questo servizio è in grado di risolvere comunque il problema.
La prossima cosa, vedete, questa è una diapositiva in cui la mamma, voi capite, è un po' disperata perché dice adesso dove mi muovo, dove non mi muovo, perché 3 figli in 3 posti diversi così piccoli, capite che dovrebbe... Quindi noi stiamo facendo di tutto per cercare di tenerli nel posto dove nascono, però purtroppo qualche volta, sono casi estremi, dobbiamo portarli via. Ecco, le richieste sono... Per esempio, ecco, delle richieste da dove vengono? Da tutti i 25 posti? Questa è una diapositiva che noi mandiamo a tutti i primari dei 25 posti. Questi sono i 25 posti, vi fa vedere l'indice di trasferimento, no? Qual è la percentuale di essere trasferite. Vedete che ci sono alcuni ospedali che non chiedono mai un trasferimento, quindi magari è stato l'anno fortunato, e ci sono ospedali che hanno un trasferimento molto alto, molto più alto rispetto alla mediana. Allora lì qualche volta magari l'hanno sfortunato per cui ti nascono alcuni malformati, oppure magari il ginecologo qualche volta decide di provare a tenerli, però questa cosa diventa un po' complessa e quindi se tu hai la patata calda in mano in pratica poi devi gestirtela. E allora questo, ma per dire che noi monitoriamo, questa diapositiva è per dirvi che noi monitoriamo continuamente la nostra attività e ogni anno diapositive di questo tipo vengono mandate ai primari sia di pediatria per studiare il problema, che di ecologia, per avere in mano il problema, la dimensione, per capire dove, come ospedale mi piazzo rispetto agli altri 25 ospedali. La prossima? Possiamo andare avanti? Ecco qua, allora la domanda che sorge è l'organizzazione, come mi organizzo, come potremo ottimizzare questa rete di ospedali. Vedete quel NICU è in inglese, vuol dire terapia intensiva neonatale, c'è un ospedale di referenza che nella nostra area particolarmente c'è Padova, poi abbiamo Treviso, c'è Campocan San Piero anche che ci dà una mano, dove noi abbiamo posti di terapia intensiva e post intensiva. Intorno abbiamo una rete di ospedali primo e secondo livello che sono i nostri clienti, chiamiamoli così, giusto per, sono le persone con cui noi collaboriamo, e quindi c'è da capire dove mettere i posti, no? Avremo bisogno di aumentare i posti di terapia intensiva oppure post intensiva, si potrebbe, insomma ci sono varie soluzioni, ma questo giusto per darvi queste sono soluzioni che poi organizzativamente voi studiate e chiedete alla regione di intervenire. Certo, c'è anche tutta la parte politica che deve darci una mano per programmare, ottimizzare l'assistenza di questi neonati. I tempi di trasporto, voi siete molto rapidi in realtà. Una cosa interessante è quando noi riceviamo la chiamata, quanto impiega la nostra ambulanza a partire. Considerate che noi abbiamo un medico e un'infermiera reperibili e al momento della chiamata vengono attivati insieme alla Croce Verde e partiamo. Mediamente impieghiamo 37 minuti, che è un tempo assolutamente standard, in linea con gli standard europei. Il tempo di stabilizzazione è il tempo che intercorre fra quando noi arriviamo in quel paziente, in quell'ospedale e poi lo lasciamo. Più o meno impieghiamo 35-40 minuti per organizzare bene il paziente. Un dato interessante è che, siccome vi ho detto che la maggior parte dei servizi li facciamo di notte, vedete che noi impieghiamo, questa è la mediana, impieghiamo più o meno più di 3 ore per un trasporto. Quindi la missione, vi rovinate la notte, tra mezz'ora prima le 3 ore. Passiamo più o meno, considerate che se andiamo considerate che andate una notte sì, una notte no. Considerate che andiamo a Belluno, Feltre, insomma c'è un tempo di trasporto che va anche di... Quindi è un servizio pesante. Impegna molte ore. Pesante che richiede... E poi è urgente, quindi avete anche la tensione dell'urgenza. Abbiamo l'urgenza e serve un'alta professionalità, perché considerate che andiamo al di fuori della nostra come dire, zona di sicurezza, nel senso che non lavoriamo nella nostra sale, nelle nostre cose, e dobbiamo interagire con gli operatori esterni. È anche una grande opportunità di insegnamento, di scambio, no? Perché se in un ospedale da noi li vediamo tutti i giorni, questi ospedali ne vedono 1 o 2 bambini che stanno veramente male all'anno. E quindi capite che questo è crescono anche loro con la maturazione. È un'opportunità didattica grandissima sia per i nostri colleghi che per le infermiere, ma poi è una grande opportunità di interscambio, perché anche noi capiamo che in certe condizioni è più difficile lavorare, insomma, e quindi... Ma adesso se andiamo avanti vedremo anche delle belle fotografie, perché fate delle cose molto belle. Ecco qui, per esempio, questa. Questo è un neonatino messo dentro il nostro termoculla, vedete che ha questo tappeto blu intorno, questo materassino. Questo bambino che ha avuto un problema di asfissia. L'asfissia è una cosa, è vero che la gravidanza va benissimo, la maggior parte dei bambini sta bene e noi vediamo
in televisione tutte le cose azzurre, rosa, e questo è verissimo e questo è il messaggio da dare. Però dovete capire anche che circa un neonato, 2 su 1000, potrebbero avere un problema. Poi ci sono asfissie più o meno gravi, eccetera. Ma per l'asfissia una delle terapie più consolidate negli ultimi anni, dal 2010, fa parte di linee guida, è proprio il raffreddamento, l'ipotermia, mettere già da subito, dai primi minuti di vita, entro la prima ora, e raffreddare questo neonato, metterlo a 33-34 gradi, e questo è in grado, per una buona percentuale, di salvare il cervello di questi bambini, perché noi vogliamo farli sopravvivere, ma farli sopravvivere bene. Questo è un dato altrettanto importante. Quindi questa è un'ipotermia per trasporto, già pronto in culla, è già pronto. Già pronto, e quindi noi già dal primo momento, quando arriviamo in ospedale periferico, partiamo con questa terapia. Prossima? Ecco, questo è uno schema per farvi vedere quanto noi li teniamo. Vedete, restano 72 ore al freddo, intorno a 33 gradi e mezzo, e poi progressivamente, pian pianino, perché il riscaldamento va fatto in maniera progressiva, con uno schema, un protocollo preciso. Le prossime, eccola qui. Questo è un trasporto in cui invece dell'ambulanza usate... Noi da aprile 2012, da molto noi collaboriamo con il dottor Spagna, che è il capo del 118, che è il primo a destra, di Padova, che è il primo a destra. Quindi da molti anni collaboriamo, ma il 6 aprile 2012 abbiamo fatto il primo trasporto in elicottero natale, a cui ne sono seguiti altri. E vedete che abbiamo fatto quel trasporto con la caposala, con la Marilena del 118, e anche questo è un servizio molto efficiente, perché siamo in grado di trasferire, capite ovviamente che i tempi di trasferimento da un ospedale all'altro con l'elicottero si dimezzano, e questo è una cosa che vorremmo potenziare. Ho rivisto con piacere Marilena, perché era in sala operatoria con me ai miei tempi, era una nostra strumentaria molto brava. Questa è un'altra culla che è rimasta molto brava. Questo è l'ECMO. Questo è l'ECMO. Ecco, spieghiamo l'ECMO, perché ai cittadini sfugge. L'ECMO, abbiamo avuto la fortuna di avere la dotazione dell'ECMO con la storia dell'influenza aviaria, dobbiamo dire la verità, apprendendo il problema di questa grande problematica dell'influenza aviaria e le complicanze respiratorie, è stata fornita l'ECMO finalmente in emergenza a diversi centri, specialmente a Padova. Quindi voi l'ECMO la usate? Cos'è l'ECMO? Che cos'è l'ECMO? L'ECMO è quando tu sei disperato, non riesci più a ossigenare un bambino, e i parametri ti dicono che quel bambino avrà la probabilità di morire dell'80%, quindi capite, è una situazione gravissima, perché i suoi polmoni sono talmente compromessi che non riescono più a scambiare l'ossigeno. Allora noi cosa facciamo? Mettiamo una vena e un'arteria, prendiamo il sangue dalla sua vena, lo mettiamo in una macchina esterna che si chiama proprio circolazione extracorporea, circuito extracorporeo per l'ossigenazione, quindi ossigeniamo il sangue e lo ributtiamo dentro ossigenato. È un polmone artificiale esterno. Sembra una cosa molto complicata, ma in realtà abbiamo anche a Padova abbiamo dei cardiochirurghi, pediatri, molto bravi, perché ovviamente noi collaboriamo con loro, e dei perfusionisti molto bravi. E vedete, questi sono, nel 2014 abbiamo fatto 2 trasporti in ECMO, uno da Treviso e uno da Udine, di questi bambini che sono stati andati benissimo, e avevano praticamente la certezza di morire se fossero rimaste nella terapia convenzionale. Questi sono i 2 trasporti in ECMO fatti in Italia, quindi lo diciamo con grande anche entusiasmo e soddisfazione, ma spero che da queste mie parole traspaia questa anche, insomma, qualità, ecco, che il servizio di trasporto offre. E quindi si salvano delle vite con delle metodiche modernissime. Assolutamente modernissime. Addirittura le avete rese possibile in trasporto, in dinamica, perché normalmente si fa in costanza di ricovero. Insomma. Certo, questi bambini avremmo potuto considerare di trasportarli con un ventilatore normale, con una terapia, ma erano talmente compromessi per cui è vero, cioè farli in un posto chiuso, stabile, una rianimazione è una cosa, qua in particolare in cardiochirurgia ne fanno moltissimi, ma farli durante il trasporto, questi sono stati i primi 2 a livello nazionale. È un bel problema, È un bel problema, perché quando vai su 4 ruote e devi insistemare tutta questa cosa, considerate che l'equipe è formata da 2 cardiochirurghi, da un perfusionista, da una strumentista, da un'infermiera, da un neonatologo e da un autista. Cioè, considerate solo il numero di persone che spendono la loro notte per
per salvare una vita. Sistemare questa cosa, salvare una vita. Forse e poi, parola... tra l'altro, queste sono le cose fatte per premi. Queste sono le cose importanti. Sì, aprire una strada, nuovi orizzonti, e questa è una cosa che... E questo significa che poi gli altri avranno una strada spianata per poterlo ancora fare. Perché è facile dire, ma insomma, ho la macchina, lo faccio, ho la macchina, lo faccio, ma se prima di te non l'ha fatto nessuno in quelle condizioni, potresti essere anche aggredito dal punto di vista, diciamo che legale. Certo. Perché è sempre difficile fare le cose tra i primi, e tu tra i primi hai fatto i trasporti dei bambini a rischio, dei neonati a rischio. Cosa vuoi dire alle mamme riguardo alla gravidanza e al fatto che il bambino nell'1 per 1000 può avere qualche difficoltà? Alle mamme posso dire che per fortuna Madre Natura risolve tanti problemi e la maggior parte delle cose vanno bene. Però l'8% dei bambini nasce pretermine, sì. L'1% dei bambini nasce con un peso sotto il 1,5 kg, sì. Lo 0,5% raramente, 0,5% dei bambini nasce sotto il chilo. E quando io sono arrivato in terapia intensiva da noi nell'87 come studente, sì, raramente sopravviveva un bambino di 1 chilo. Adesso il 100% dei bambini quasi il 100% si può, sì, dire che i bambini di 1 chilo, quindi abbiamo la tecnologia, abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo grandissime soddisfazioni. Anche oggi è arrivato, stamattina è venuto a farsi un controllo un bambino che pesava 480 grammi, sì, di 23 settimane, e vi garantisco che faceva dei sorrisi alla sua mamma credibili. Bellissimo. Quindi se si è sfortunati e si è in quella parte là, ci sono dei centri di eccellenza nel Veneto, e vi posso garantire che i dati lo dicono, possiamo competere tranquillamente. Anche la scorsa settimana ero in Germania, a un congresso internazionale, abbiamo presentato i nostri dati, possiamo competere tranquillamente con tutti, con i centri migliori. Allora, complimenti a te, complimenti a tutta l'equipe e a Baraldi. Professor Baraldi, che è il vostro coordinatore, il vostro capo equipe. Allora, ti ringrazio ancora. Posso chiudere? Dimmi. Scusa se ti chiedo un secondo di tempo per lanciare questa slide finale. Per lanciare una slide. Se ce la fa vedere. L'ultima foto. Ecco qua. Dammi una mano anche tu. Questa è un'iniziativa che si chiama Dammi una mano anche tu, che il Dipartimento di Pediatria, ma in particolare la terapia intensiva neonatale assieme ai ginecologi, lancia, perché noi vorremmo migliorare la struttura in cui noi lavoriamo, sì, perché è una struttura che ha bisogno di essere rinnovata, perché anche il posto dove tu lavori, sì, deve essere adeguato prima di tutto per i neonati e poi per il personale che farà del suo meglio. Quindi se potete seguire www.fondazionesaluspueri.it è la fondazione della Clinica Pediatrica di Padova, che sostiene, perché voi possiate sostenere il rinnovamento e l'acquisizione di nuove tecnologie e l'aggiornamento della rianimazione neonatale. Ok? Grazie. Grazie ancora tanto al nostro dottor Trevisanuto, salutiamo il professor Baraldi e a voi un caro ringraziamento per l'attenzione, vi aspetto alla prossima puntata.